Orietta, eccola qui, Ma neanche quando si buongiorno, sta in pace, neanche alla pelosa. Orietta Channel, Buongiorno. il canale più guardato da chi Lo da guarda. chi lo guarda naturalmente, bene, è diventato il tuo motto. Dove ti trovi stamattina? Vedo una torre, vedo dell'acqua splendida, scusami perché dobbiamo fare Bellissimo. un piccolo giro. È molto riconoscibile questo posto in Sardegna, giusto? Giusto. Se vieni in Sardegna senza venire alla Pelosa, allora che Sardegna è? Che Sardegna è senza Pelosa? Non si può. Evviva, fai un salto di gioia! Un salto di gioia, Non posso saltare tanto, una piroetta. la piroetta ho il cellulare dietro qua. Ecco, non posso saltare tanto. Benissimo, scotti di felicità oggi Sì. perché sei in un posto tra i più significativi, tra i più belli di tutta la Sardegna. Ma anche perché senti, si respira un'aria positiva, bella, solare, gioiosa. Hai dovuto prenotare per venire Ma qui? certo, per fortuna anzi, perché altrimenti se non c'è la prenotazione viene il mondo e quindi non ci si gode più. Si paga? Si paga, Tanto? poco, 3,50 € a testa, Poco. insomma, fattibile, no? Campeggi nei dintorni, E campeggi nei dintorni ce ne sono sì, però uno molto bello che si chiama? uno molto bello che si chiama La Pineta, ma non è proprio un campeggio, Però è un'area di quasi. sosta, ma è abbastanza completo come se fosse un campeggio. Bellissimo. E anche forse da certi lati è veramente anche migliore anche dei campeggi, secondo me. Bene, poi ci Offre sono dei altre servizi spiagge nei molto. dintorni. Altre spiagge, c'è le Saline, la spiaggia delle Saline, dopo c'è un'altra spiaggia, Izzu, Quella, non mi quella ricordo. quella un pochino fuori di testa. È un pochino fuori. Dillo tu, no? Izzu. No, la Pazzona. Ah, la Pazzona, beh, anche quella c'è, sì. Bene, Sì, però la migliore è questa, naturalmente. sicuramente Sì, ma la perla sarda. sì. Io direi, visto che la mattinata è così bella, invitante, prima di fare il bagno ci vuoi raccontare una storiella? Oh mio Dio. La solito. Che storiella vorresti? Orietta non sa raccontare le storielle, No. per questo è un caso eccezionale, un caso umano. Sì. Allora, dai, Sono un antitubero. un antituber, ascolta, perché non racconti quella di quella persona che voleva cambiare le proprie generalità? Non Ah, se la ricorda sì. più, non se la ricorda più. Io dico sì che me la Sì, ricordo, no, ma facciamo in realtà, finta che te la ricordi. Vai avanti, in dai, realtà comincia. non è così. Casomai ti diamo un aiutino da casa. Sì. Allora, c'era una persona che va all'ufficio anagrafe e dice Buongiorno. buongiorno, vorrei cambiare il mio cognome. No, Ho già sbagliato vorrei cambiare le mie. le mie generalità, va bene. La persona là, L'ufficiale dice. all'ufficiale, Perbacco, dipende, mamma facciamo mia, solo ha in detto, casi ma straordinari. sì, ma che nome ha lei? Allora fa, Come si chiama? mi chiamo Francesco Cacca. Francesco Cacca. Sì. Oh, che nome! Sì. Ma no, non si può andare in giro con un nome del genere. No, dai, dice cambiamo per carità. E come si vorrebbe chiamare lei? Mi vorrei chiamare Andrea. Brava. Sei partita male, ma batti 5. Vabbè. Batti 5. Brava. Va bene, Ok. dai. Vabbè. Bene, allora io direi che visto che te la sei cavata con sufficienza in
un bel saluto e chiudiamo qua, così poi puoi andarti a fare un bel bagno alla Pelosa. Sì, guarda, adesso l'acqua è un po' freschina, a dire la verità. Però, sinceramente, qua si sta riscaldando perché è bassa. Bene. Quindi bene, dopo col materassino possiamo andare anche Facciamo un po' vedere più un altro avanti, po' sì. di E questo dopo, splendore. sai, faccio io da guida col materassino. Va bene, Sì, sì. a posto. Bene, Orietta Channel, passiamo la linea allo studio. Un saluto a tutti quanti. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao ciao. Una piroetta. Ecco fatto. Guarda in su, guarda in giù, dai un bacio a chi vuoi.